Questa città, poco nota ai turisti, è l'unico esempio di città-fortezza rimasta intatta, o quasi intatta, interamente chiusa dentro un quadrato di muraglie e di torri. Sorge improvvisamente dalla pianura piatta tra i filari degli alberi. Qui nulla è mutato. Gli abitanti continuano l'antica industria dei budelli, nei quali si insacca la carne di porco. I budelli sgonfiati pendono come insegne sulle porte e dalle finestre, nelle vie chiuse tra le mura del Medioevo. Guido Piovene così descriveva il volto di Montagnana nel 1971. L'imponente cinta muraria e la produzione di prosciutto crudo sono rimasti anche oggi i due aspetti più conosciuti della città, che segna il confine tra la provincia di Padova e quella di Verona. In una economia prettamente agricola, favorita da un'eccezionale fertilità del terreno che consente abbondanti raccolti, si sono sviluppate fuori dal centro abitato molte iniziative in diversi settori dell'attività artigianale, specialmente quella del mobile. Fabbriche, commercio di antiquariato, botteghe di restauro sono l'espressione più vistosa dell'economia della zona. Nonostante il modesto sviluppo industriale, la nostra epoca ha comportato la perdita delle vecchie immagini legate al mondo contadino. Sono scomparsi strumenti di lavoro e umanità che sino a qualche decennio fa popolavano le vie del centro. Rilevanza economica nella vita della popolazione avevano il canapificio e lo zuccherificio smantellato da alcuni anni. Oggi le attività economiche sono molto più articolate e varie rispetto al passato, quando la gente di questi luoghi era costretta a emigrare per trovare lavoro. Lo sviluppo degli anni 60 e 70 ha fatto rientrare parte di quei lavoratori con nuove capacità di iniziativa, di cui sono immagine le piccole e medie aziende concentrate soprattutto lungo la strada verso Padova. Montagnana, che ha poco meno di 10.000 abitanti, con le sue vie e la sua piazza, richiama i tratti irregolari del borgo medievale, stretto dentro il perimetro delle sue mura. La città ha mantenuto integri i suoi tratti di centro medievale. Ciò che colpisce è l'eccezionale stato di conservazione della cinta muraria, che costituisce il più importante esempio di fortezza medievale italiana. Lo spazio circostante, lasciato libero da fabbricati, crea un piacevole contrasto che valorizza l'imponenza della struttura, evidenziandola in tutte le sue parti e facendone un insieme monumentale scenografico di altissimo valore storico e urbanistico. Le mura, nel loro aspetto attuale, furono costruite intorno alla metà del 300 dai Carraresi, signori di Padova, per contrastare le mire aggressive dei veronesi. Nei secoli precedenti, probabilmente, l'abitato era circondato da una palizzata, sostituita gradualmente dall'attuale opera in muratura. Ma Montagnana, così come la vediamo oggi, inizia a prendere la sua forma un secolo prima, verso la metà del 1200, con la costruzione di questa torre, parte del castello di San Zeno che controllava il passaggio verso Padova. Essa fu eretta al tempo della dominazione della città da parte di Ezzelino III da Romano. All'apice del suo potere, intorno al 1250, vicario imperiale di Federico II, Ezzelino governò Treviso, Vicenza, Padova, Bassano, Verona, arrivando sino a Brescia. Fu sul punto di raccogliere sotto il suo dominio tutta l'Italia settentrionale. Re, i miei cavalieri tedeschi, urlando! Un gruppo di attori di Montagnana è impegnato da tempo nello studio e nella rappresentazione di questo personaggio, affascinante e un po' misterioso. Secondo gli avversari della tradizione guelfa, diabolico e perfido. In una visione storica obiettiva, invece, uomo dalle doti militari e politiche eccezionali.
Io sono stato il dominatore di tutta l'Italia del Nord. Ho tenuto le terre più salde dello stesso imperatore. Con forti colpi di mano ho saputo stroncare intrighi, malcontenti, ho ammazzato ruffiani, meretrici, traditori. Sono ancora vivo. Ditelo al Papa che sono ancora vivo! Le immagini del Palio offrono qualche spunto per rivivere tra storia e leggenda qualche avvenimento di allora, come quando Ezzelino fece entrare in Montagnana alcuni suoi soldati con il compito di dare alle fiamme la città durante la notte. Egli attendeva nascosto tra i boschi con tutte le milizie. L'incendio divampò terribile nella notte, divorando le palizzate e le abitazioni. Il mattino del 25 marzo 1242, Ezzelino entrò vincitore, scalzando dal dominio della città i marchesi d'Este, potenti signori di queste contrade, suoi grandi oppositori. Ogni anno, il Palio rievoca la gioia con cui fu accolta dagli avversari la morte di Ezzelino, che segnò il ritorno alle libertà comunali. Nei giorni che precedono la competizione, armigeri, artigiani e popolo minuto del Medioevo si mescolano alla gente di oggi. La piazza principale rivive il mercato medievale. Cortei di nobili e cavalieri attraversano la città che cala nel vortice di suoni e colori di altri tempi. La città si completa con la magia, a volte fantasiosa, dell'umanità di allora. Sopra le torri, lungo le vie, attraverso le porte, sfilano antichi personaggi. Ma è soprattutto fuori le mura, negli accampamenti insediati sul vallo a ridosso della cinta muraria, che il fascino del Medioevo è riproposto in tutta la sua suggestione. La festa del Palio era diffusa in quasi tutte le città in epoca medievale. Si trattava di una manifestazione popolare con cui si festeggiava un avvenimento particolarmente importante per tutta la comunità. Per Montagnana è ancora così, e i castelli e le mura diventano elementi ancora vitali accanto ai giochi e ai riti del passato. Ma alla cacciata di Ezzelino non seguì la pace e la tranquillità, come forse ci si attendeva. Montagnana, a una cinquantina di chilometri a sud-ovest di Padova, era luogo di confine di importanza strategica con Verona. I padovani carraresi ne fecero un baluardo contro i rivali scaligeri, signori di Verona. Padovani e veronesi in continua lotta si alternarono nel dominio della città più volte, fino alla pace del 1343. È in questo periodo che la signoria dei Carraresi costruisce la cinta muraria, lavoro che culminerà con l'edificazione della Rocca degli Alberi. L'insieme dei volumi architettonici è assai scenografico e tale da esprimere ancora oggi un senso di grintosa potenza. All'interno della cinta, questo è il periodo in cui inizia la costruzione del convento e della chiesa di San Francesco, proprio a ridosso delle mura. I francescani risiedevano a Montagnana già dai primi del 200, ma è solo ora, alla fine del 300, che si ha notizia del trasferimento dei frati in questo luogo. Sulla facciata sono evidenti i segni dell'innalzamento del tetto
in epoca successiva. Con il tramonto dei Carraresi e l'inizio della dominazione veneziana, comincia a delinearsi l'impronta del centro urbano come appare oggi. Nel 1405 la Repubblica di Venezia occupa Montagnana. Lungo le vie non è raro scorgere palazzi che segnano l'inizio di una nuova epoca. Dentro le mura medievali si va via via affermando il gusto rinascimentale. Già dal primo secolo di dominazione della Serenissima, la città respira aria nuova. Si definiscono i contorni della piazza principale del paese e nei primi decenni del 400 prende avvio la realizzazione del Duomo, che con l'asse obliquo rispetto all'andamento della piazza crea singolari effetti prospettici. All'interno, l'immenso spazio è illuminato da una luce diffusa. In fondo, sopra l'altare maggiore, la Trasfigurazione di Cristo di Paolo Veronese. L'esecuzione di questa tela fu commissionata dai costruttori del Duomo con regolare contratto, siglato in questo palazzo del Palladio, fatto costruire dal nobile Francesco Pisani appena fuori dalla cinta muraria. Ai primi del Cinquecento, lo sviluppo culturale ed economico del Veneto viene interrotto dalla lunga guerra promossa da mezza Europa, coalizzata nella Lega di Cambrai, contro Venezia. Le mura medievali delle città venete diventano inefficaci a contrastare le insidie prodotte dalla recente introduzione dei cannoni. Anche Montagnana perde la sua funzione di avamposto strategico e le sue strutture militari vengono adibite ad altri usi. Dopo la guerra, Venezia mantiene il governo della città ancora per molto, sino alla fine del Settecento. Le porte e i castelli diventano magazzini per la canapa, oggi luogo di mostre e manifestazioni culturali. Con Venezia si ha un lungo periodo di pace e il riassetto amministrativo della città, di cui è espressione l'imponente palazzo del municipio, attribuito al San Micheli. I portici moltiplicano e completano gli effetti prospettici degli edifici che circondano la piazza. Dopo il Cinquecento sorgono chiese e conventi, dentro e fuori le mura, per accogliere nuovi ordini religiosi che promuovono l'istruzione e curano l'assistenza agli anziani. Con Ezzelino la prima torre, con i Carraresi le mura, con Venezia la maggior parte delle case del centro. Ecco la città di oggi, che conserva dentro al museo le tracce dell'origine antichissima dei suoi primi nuclei abitati, quando, prima di Cristo, l'Adige scorreva in questa zona. I manufatti attestano la presenza dei primi insediamenti dei Veneti antichi, detti comunemente Paleo-Veneti. Popolo giunto nella regione, secondo le fonti antiche, dall'Oriente intorno al 1000 a.C. Il materiale, costituito per lo più dai vasi che raccoglievano le ossa bruciate del defunto, documenta influssi di altri popoli, i Greci, gli Etruschi e i Galli. Prima la ceramica, poi il vetro con l'arrivo dei Romani, intorno al II secolo. In una piccola chiesa, a pochi passi dalla cinta muraria, sono conservati questi resti romani trovati sotto le sabbie dell'Adige, che solo nel 500 d.C. lasciò queste terre e si mise a scorrere nell'alveo attuale, 20 chilometri più a sud. Paleo-Veneti, Romani, frammenti di un passato lontano, una ricerca quasi mitica del volto della città di allora, mentre reale ed evidente rimane l'impronta di questa Montagnana. Torri e mura
un tempo teatro di assedi e battaglie, ora diventano spazio per il fervore culturale della città, che mantiene sempre un contatto intimo con la sua storia. Una città che vive la nostra epoca ancora nel clima del borgo antico, tanto che con un po' di fantasia possiamo popolare questi luoghi con gente incontrata nelle pitture di altri tempi. Entrando nel castello come dei conquistatori possiamo udire ancora squilli di trombe. Una volta entrati, le vie della piccola città colme di silenzio ci accolgono con un'aria un po' triste, un po' conventuale. Il centro abitato si rivela come un frutto delicato, stretto dal forte guscio delle sue mura.